Siamo proprio di fronte all'Hotel Excelsior, al Lido di Venezia. Qui su questa passerella che vedete passano proprio gli attori, arrivano con il motoscafo ed entrano all'hotel per andare a presenziare alle prime dei loro film, qui proprio alla mostra del cinema di Venezia. Qui passano attori davvero famosi. È proprio in questo magico ambiente che la Regione Veneto ha voluto presentare il nuovo progetto per combattere la contraffazione. Chuck caccia al falso, il nome del concorso destinato alle scuole e ai giovani veneti fino a 25 anni, che per partecipare dovranno realizzare dei cortometraggi sulla contraffazione. L'iniziativa è stata presentata all'Hotel Excelsior del Lido di Venezia dall'assessore regionale Manzato. I filmati prodotti da quanti parteciperanno al concorso, dopo una verifica di conformità al bando da parte di una commissione ad hoc, saranno inseriti nell'area web del blog della Regione, venetoconsumatori.it, e votati direttamente dagli utenti della rete. Il bando sarà pubblicato sullo stesso blog e sul sito della Regione. Un progetto per il quale è stato destinato un finanziamento di 40.000 euro. È una bella forma di sinergia tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale. La Regione è molto attenta alle tematiche giovanili e quindi l'Ufficio Scolastico è ben felice di veicolare queste iniziative che arrivano agli studenti del Veneto, che sul fronte della creatività e della multimedialità, dei linguaggi multimediali sono molto avanti, sono molto impegnati, sono molto produttivi. Ecco quindi che anziché arrivare a loro affrontando tematiche in maniera unidirezionale, con la frontalità solita dell'aula, quindi il docente che spiega e l'alunno che recepisce, qui coinvolgiamo i ragazzi proprio in attività laboratoriali con nuove tecnologie, con le tecnologie multimediali, per produrre dei filmati, dei piccoli video che però hanno dei contenuti, hanno dei messaggi, quindi in questo modo loro riescono a interiorizzare maggiormente i contenuti e i significati e trasmetterli ai giovani, ai loro coetanei. Alla presentazione dell'iniziativa anche il vignettista satirico Fred, che ha fatto ridere un po' tutti con le sue opere, realizzate per prendere in giro i prodotti tarroccati. Cioè vendono dei prodotti che richiamano il nome italiano, italianizzato. Per esempio qua abbiamo un prodotto originale, Sasso, l'olio d'oliva Sasso, ecco qua, ma c'è in giro quello che si trova è anche l'olio pietra direttamente dalla Grande Muraglia. Delle vignette le sue davvero molto simpatiche, ma significative. Grazie, beh sì, certo, qualcuno ogni tanto ha anche un retrogusto, insomma, satirico, insomma, ecco, però grazie mille. Si combatte la contraffazione anche così, con lo spirito, con l'ironia. No, la contraffazione si combatte con delle ondate di finanzieri che arrivano dappertutto, che tanto adesso è un po' la moda di quest'anno, quindi finanzieri a nastro dappertutto, e così si combatte anche la contraffazione. Ho disegnato un uomo della Guardia di Finanza, ecco qua Colonnello, vedo un suo collega, che entra in un negozio e chiede: c'è qualcosa nel suo negozio che non abbia il marchio contraffatto? E il negoziante gli dice: certamente. Lo scaffale è Ikea. La vignetta deve servire a stemperare un po' con qualche sorriso, e però anche cercare di analizzare il fenomeno, ecco, insomma, che adesso è molto sentito, questo della contraffazione, anche perché con la crisi economica la contraffazione fa perdere un sacco di soldi e in questo momento non è il caso. Quello qua sempre dice: la storia di un uomo che trova un negozio in centro dove i prodotti sono di marca e costano poco. Che genere di film è? Un film di fantascienza. Scherzando si è firmato Forattini. Sì, ecco, la contraffazione, alla fine mi sono firmato Forattini, perché così speravo di acquisire un po' più di spessore. Hanno venduto qui in Veneto il radicchio spacciandolo per locale nostrano e radicchio africano. E allora ho messo una conversazione fra un veneto e un africano, e
il Veneto dice: ma cosa c'entra il radicchio con l'Africa? E l'africano gli risponde: e voi che non fate che parlare di leoni a Venezia? A ridere anche un gruppo di giovanissimi. I ragazzi del Vittorio Veneto Film Festival sono stati giurati alla mostra del cinema di Venezia. Il tuo nome? Deborah. Deborah? Io sono Gloria. Sono Martina. Samuele. Francesca. Allora siete stati un po' protagonisti, avete fatto da giuria qui al festival. Finalmente sì, anche noi, giovani, qui alla Mostra del Cinema di Venezia. Che film avete visto? Allora abbiamo visto Non è stato il figlio, poi abbiamo visto il film con Robert Redford, abbiamo visto in totale 10 film. Abbiamo incontrato un sacco di attori e anche attrici. Per citarne abbiamo visto Fiammetta Cicogna, Kate Hudson, Selena Gomez. Poi di attori maschili invece abbiamo trovato Robert Redford col suo ultimo film, anche Shia LaBeouf e tanti altri. Allora non mi resta che domandarvi, insomma, quali sono anche i vostri attori preferiti? Abbiamo visto appunto il film con Robert Redford e è stato molto bravo in quel film, ha fatto una grande interpretazione. E anche attori un po' più giovani come Shia LaBeouf. Pieces together. I don't have time for this. Il tuo invece attore preferito? Non saprei neanche dire perché ce ne sono un sacco, sono tutti bravi alla fine come attori. Però ho apprezzato molto l'interpretazione nel film, è stato Il figlio con Tony Servillo che ha fatto appunto un'interpretazione eccellente. Ma tagliasti sta panza? Ma perché mio marito panzate? Si fa una domandina e si possono ottenere un poco di soldi. La cifra. Non mi dire Leonardo DiCaprio. No, sicuramente non ti direi Leonardo DiCaprio, io ti direi comunque Robert Redford. Assolutamente sì. Quest'anno va Robert Redford. Quest'anno sì, per questo festival diciamo è stato proprio il must che abbiamo trovato qui al festival, soprattutto dopo aver visto il suo ultimo film. E non solo, anche Valerio Mastandrea ha un'espressività incredibile e per quello secondo me è uno dei migliori attori che ho visto finora. Mi sembrate piuttosto esperti, anzi senza il piuttosto, sembrate esperte di cinema. E allora vi domando, visto che c'è questa iniziativa, che consiglio vorreste dare ai ragazzi che parteciperanno a questo concorso e realizzeranno dei cortometraggi contro la contraffazione? Insomma, che consiglio si può dare a questi ragazzi? Magari usare anche un po' l'ironia. Beh, sicuramente devono prima capire il vero senso della contraffazione, iniziare ad essere più sensibili a questo fenomeno, a questo nuovo argomento che è attualissimo e soprattutto non deve essere messo da parte, ecco, soprattutto ai giorni d'oggi. Quindi il mio consiglio è prima cercate di essere i primi a diventare più sensibili a questo argomento, insomma. Se devono fare gli attori, le attrici, a chi si devono ispirare per magari recitare anche bene? Beh, intanto diciamo ai grandi nel nostro paese, ai grandi del cinema italiano, come abbiamo detto ad esempio Tony Servillo è uno degli esempi, però comunque anche del cinema internazionale. Siamo d'accordo? D'accordissimo. D'accordo. Chiedo anche il suo film preferito a questo punto. Film preferito? Tipo l'ultimo che ho visto è stato Batman. Magari può arrivare un Batman veneto per combattere la contraffazione. Ma perché no? Scherzare è anche un modo per sensibilizzare le persone su un tema scottante come la contraffazione, falsi che riguardano il settore alimentare, quello del vestiario, giocattoli, minano l'economia sana e sono fatti molto spesso con prodotti nocivi per la salute. Minacce contro le quali combatte la Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza è fortemente impegnata nella lotta alla contraffazione, come dimostrano insomma, i nostri risultati che grazie a voi della stampa insomma, vengono pubblicizzati sul territorio nazionale e il Veneto non fa eccezione. In quanto il fenomeno è molto diffuso e Venezia in questo senso, insomma, con il turismo che la caratterizza, siamo particolarmente impegnati su questo fronte. Questa iniziativa è importante perché coinvolge i ragazzi in modo leggero, in maniera molto vicina al loro linguaggio, per far capire che non è uno scherzo, non è una cosa così di poca importanza. Il contraffatto turba in maniera grave dei mercati importanti
per l'Italia, per il Made in Italy, e ogni volta che si acquistano questi prodotti si fa un danno agli operatori onesti, ma si fa un danno all'economia nazionale. Siamo alla Mostra del Cinema e allora un po' di ironia riguarda anche il grande schermo. Un giorno di ordinaria follia doppiato in lingua veneta dal gruppo Dollywood. Volia Tomme dei sardi in saor. Un po' che abbiamo finito i sardini in saor e il bacà a Vicentina. La vostra pubblicità diceva i migliori piatti veneti. E dove sei? Siete voi che abbiamo pasta coi fasioi. Della Mon. Canada. Tutela consumatori. Oh, ste buoni. Senti che casino. Dai, saria qua per tutelare i vostri diritti. No, fermi. Guarda, sei assicura. Sto mitra se fora norma go appena sequestrare un cacciapesca. La contraffazione porta via posti di lavoro per noi, dobbiamo stare molto attenti e ci teniamo che i ragazzi siano consapevoli di questo problema. Per questo abbiamo accettato di fare questo video parodia per la Regione, proprio perché è un tema molto attuale e molto importante. E che ha ordinato sto panin? Qua è un panin. Qua soppressa. Mi. Ok, Boccia, titega il diritto a un risarcimento secondo le normative vigenti sua tutela, ma mi ascolti tu, sua tutela dei diritti dei consumatori. Okay? Si usa lo strumento più importante nell'ambito della comunicazione e direi anche le modalità che abbiamo visto oggi sono modalità che esprimono veramente una grossa capacità di saper coinvolgere il pubblico prendendolo per quello che è l'aspetto più interessante, cioè l'emozione. E io oggi sono emozionato, soprattutto dal filmato in dialetto che mi è veramente piaciuto molto. Lasciamo la magica atmosfera della Mostra del Cinema di Venezia, 69esima edizione, a bordo di quel motoscafo. Davvero ci mancherà questo ambiente.